Bentrovati amici, oggi inauguriamo una nuova rubrica, l'abbiamo chiamata Parliamone. Affronteremo temi sociali, di lavoro, affettivi, sentimentali. Lo faremo assieme a padre Salvatore Bucolo, direttore della pastorale familiare della diocesi di Catania. Sarà un viaggio per conoscere meglio gli uomini. Padre Salvatore Bucolo, si sente pronto per questa avventura? Allora, pronto chiaramente è una parolona, perché personalmente non mi aspettavo mai di trovarmi qui allo studio a condurre una rubrica televisiva. Però comprendo bene che per me è un'opportunità grandiosa, perché come sacerdote posso arrivare alla casa dei telespettatori e parlare loro. Parlare di cosa? Si potrebbe pensare, farai i commenti della parola, importante, ma non farò questo. Potrei parlare di questioni all'interno della Chiesa del mondo, neppure farò questo. No, perché non l'abbiamo invitata per parlare di termini ecclesiastici, ma di temi che appunto riguardano le persone, la vita umana proprio concreta. Esatto, esatto. Parlerò proprio di questo e mi rifarò di una frase che fa parte del Magistero della Chiesa. Cristo rivela l'uomo all'uomo, perché in realtà non è così scontato, non è così ovvio che noi uomini sappiamo chi siamo noi veramente. E che allora questa rubrica vuole dare uno spiraglio di luce perché ciascuno di noi possa realmente comprendere chi siamo noi veramente. Quindi sarà un viaggio alla scoperta dell'essenza dell'uomo. Esatto. Perché questo? Perché io credo che oggi siamo un po' impediti da un qualcosa che ci permette di non essere veramente noi stessi. Oggi siamo presi dall'immagine che vogliamo dare agli altri, dall'immagine che vogliamo dare di noi stessi, e questo chiaramente non ci permette di comprendere chi noi veramente siamo. Quindi sarà un viaggio anche alla scoperta della vera felicità dell'essere umano, perché è una ricerca che continuamente c'è in ciascuno di noi, ma che spesso non si riesce ad acciuffare veramente. Ma la puntata di oggi si intitola Vado bene così? Esatto, è una domanda provocatoria, retorica, che sembra un po' voler dire: ma io vado bene così per come mi mostro, per come gli altri mi vedono, per come cosa gli altri pensano di me, vado bene così? E per questo ho pensato opportuno iniziare questa prima puntata con una frase che mi ha colpito, ma ha colpito tantissimi, anche gente fuori dalla Chiesa, che la frase è questa: tutti siamo nati originali, ma molti moriamo come fotocopie. È una frase di un giovane, di un ragazzo italiano, si chiama Carlo Acutis, un giovane che adesso in questa puntata scopriremo chi è. Magari qualcuno lo sa, qualcuno è la prima volta, e penso che è l'occasione opportuna per comprendere e conoscere chi è veramente questo giovane. Un ragazzo giovanissimo, la cui vita è stata interessantissima, ma credo che ce ne possa parlare molto meglio Fra Marco Gaballo, che è il rettore del Santuario della Spoliazione di Assisi, dove il beato Carlo Acutis ha voluto, proprio per sua scelta, quando era in vita ovviamente, era legatissimo ad Assisi, al mondo francescano, e ha voluto essere proprio sepolto lì. Fra Marco, le do il benvenuto. Buonasera a tutti, buonasera. E allora, chi era Carlo Acutis? Lo vogliamo dire? Chi era Carlo Acutis? Diciamo anzitutto per un aspetto un giovane molto, molto semplice, diciamo come tutti probabilmente, come tanti ragazzi. Per un verso la sua vita è una vita come quella di un adolescente che ha degli amici, che studia, va a scuola, fa sport, è molto abile con il computer, con internet, anche nella veste del programmatore, diciamo così, non solo di colui che usa appunto i mezzi social. Ma
D'altra parte anche una figura di un giovane che ha fatto vedere anche qualcosa evidentemente di particolare dal punto di vista sia della dedizione agli altri, ai poveri, sia per quello che riguarda, forse questo è un tema proprio speciale, la vita di preghiera. Ecco, allora noi possiamo dire questo, con la frase che prima citava Don Salvatore, è una frase che un po' è rimasta di Carlo. E voi pensate che il Papa, quando Papa Francesco ha eretto ad Assisi il santuario della spoliazione, siamo solo 7 anni fa, sebbene la spoliazione di Francesco abbia molte centinaia di anni, diciamo. Lui ci ha chiesto questo a noi che insomma abbiamo il privilegio, il dono di lavorare lì. Ci ha chiesto: guardate, questo sarà un luogo dove dovete invitare le persone, soprattutto i ragazzi, e insegnargli l'arte del discernimento, e cioè come nella vita si sceglie, come si fa a scegliere la strada giusta. Voi capite che non è un argomento astratto, teorico, ne va della mia vita, se scelgo male, se sbaglio moglie, sbaglio lavoro, capite che è una questione che mi riguarda molto. Allora, ecco, come si fa a scegliere? Ecco, Carlo ci dà una prima indicazione che è molto bella, questa espressione anche molto provocante, e cioè fa riferimento alla tentazione di ogni uomo di non sforzarsi, di non fare la fatica per diventare liberi, diciamo essere liberi, ma copiare altri, copiare, non so, i sogni dei genitori, copiare quello che dice l'ambiente, copiare non so, i desideri magari di qualche coetaneo affascinante, mentre questi santi, sia Carlo ma anche Francesco d'Assisi, dicono: guarda, fai tu la fatica di capire la tua vita, che è unica, che è originale, che non assomiglia nemmeno ai santi, diciamo così, non si tratta nemmeno di copiare i santi. Ecco, questi due che sono insieme, Francesco e Carlo, hanno questa bellissima indicazione, molto faticosa, di non copiare nemmeno i santi, cioè di fare la fatica di essere veramente tutti originali, capire veramente chi si è. Ma E questo sappiamo che è un messaggio molto forte, soprattutto per i ragazzi. Carlo Acutis era giovanissimo, un ragazzino, è un messaggio molto forte, perché i ragazzi invece tendono ad omologarsi, tendono a vivere in gruppo, esatto, a fare tutti le stesse cose, a vestirsi tutti nella stessa maniera, ad imitarsi l'uno con l'altro. Quindi se c'è come dire, un leader anche all'interno del gruppo, tutti cercano di assomigliare a quel leader, hanno come dire anche dei riferimenti nel mondo del calcio, dello spettacolo, della musica, che tendono invece loro ad imitare. Invece il messaggio di Carlo Acutis è totalmente diverso. Cerca di essere te stesso, cerca di scoprire quali sono le tue vere attitudini, la tua fonte di felicità, il tuo sentirti realizzato. Non è detto che ti realizzi nel fare le cose che fanno gli altri. È un messaggio molto importante quello di questo giovanissimo ragazzino che appunto ha dedicato la sua vita agli altri, ma che era molto legato anche ai sacramenti, alla fede, tanto è vero che al suo funerale la madre racconta che hanno visto tantissime persone povere, tantissime persone che loro non conoscevano, che hanno partecipato al funerale di Carlo Acutis, proprio perché questo ragazzino aveva lasciato un segno non solo nei compagni di classe, negli amici, nel suo ambiente, ma anche in altri ambienti che nemmeno la famiglia sapeva il ragazzo frequentava, perché appunto se una persona aveva bisogno di un maglione glielo portava, se aveva bisogno del cibo glielo portava, ma la cosa importante è che questi poveri, chiamiamoli così, queste persone disagiate, ecco, non era il semplice gesto di dare il cibo, ma Carlo Acutis si intratteneva con queste persone, quindi come dire, istituiva delle relazioni umane, che poi è quello che arricchisce e che ti consente probabilmente anche di conoscere meglio te stesso. Padre Bucolo. Sono pienamente d'accordo, perché nella misura in cui noi siamo noi stessi,
sappiamo interagire con tutti, ma la cosa straordinaria è che Carlo Acutis è un ragazzo normalissimo. Il fatto che la Chiesa proponga come modello di santità un ragazzo di 15 anni, perché è morto all'età di 15 anni, questo smonta l'idea di santità. Tante volte pensiamo il santo un uomo quasi distaccato dal mondo, che fa una vita riservata, che fa una vita diversa dagli altri. Invece lui vive pienamente, a tal punto che anche la sua passione per l'informatica, che sembra un mondo totalmente diverso, lui lo fa diventare veicolo di evangelizzazione in modo straordinario. Per questo vedere Carlo Acutis, soprattutto ai giovani, mostra che solo se tu sei te stesso realizzi e compi la tua vita. Eh sì, era un genio proprio dell'informatica, addirittura aveva realizzato un sito internet, diversi siti, dove Esatto. in uno metteva tutti i miracoli eucaristici, nell'altro. A proposito dell'Eucaristia, diceva l'Eucaristia è la mia strada verso il paradiso. Esatto, lui ogni giorno partecipava all'Eucaristia, una cosa pazzesca, cioè non c'era un giorno, da quando ha ricevuto la prima comunione, non c'era un giorno che non partecipasse all'Eucaristia, che è una cosa impensabile, una cosa che magari sembra strana. Per dire, questo suo legame all'Eucaristia non era una semplice devozione, un'abitudine, ma era il fondamento della sua originalità e chiaramente per noi cristiani della sua santità, perché penso che forse essere santo significa essere originale, essere te stesso, essere veramente te stesso. Questo è il vero santo. Grazie, ci fermiamo per qualche istante e riprendiamo subito dopo. Ed eccoci, siamo con padre Salvatore Bucolo, direttore dell'ufficio della pastorale familiare della diocesi di Catania. Stiamo affrontando un tema. Vado bene così? Siamo tutti uguali? Cerchiamo di essere originali, cerchiamo invece di seguire e stiamo ripercorrendo un po' le orme, la testimonianza di un beato, Carlo Acutis, un ragazzino di 15 anni che è morto per una leucemia fulminante, ma che ha molto da dire ai giovani d'oggi. Il suo messaggio è un messaggio fortissimo. Le sue spoglie si trovano nel santuario della spogliazione di Assisi e siamo in collegamento con Fra Marco Gaballo, che è il rettore di questo santuario. Cosa accade in questo santuario? Qual è il messaggio che Carlo Acutis dà ai suoi coetanei, ai ragazzini, ma anche un po' a tutte le persone che so essere tantissime, che si recano proprio lì in questo santuario per venerare il beato Acutis? Allora, i messaggi possono essere molti, non ce n'è uno, e poi trovare il messaggio è quasi il compito di chi viene, nel senso che appunto è un'operazione che può essere diversa, no? Da persona a persona. Io posso provare, cercare di indovinare il messaggio per me, per anche le persone che, cioè per me nel senso che a me sembra più evidente. Uno sicuramente un po' lo dicevate anche voi, no? Carlo è indubbiamente un santo eucaristico, cioè una persona che è andata a celebrare l'Eucaristia tutti i giorni della vita, dalla prima comunione alla morte, finché ha potuto. Quindi non ha saltato un giorno. E quindi questo vuol dire che nell'Eucaristia evidentemente c'è qualcosa che anche noi molto credenti, praticanti, noi sacerdoti, non è detto che riusciamo a coglierne sempre la portata. Ecco, spesso scivoliamo nell'automatico, vabbè, devo andare con un atto di culto, ma evidentemente Carlo ha visto qualcos'altro nell'Eucaristia, molto di più di questo. Sì. Proprio così, ma cosa le raccontano invece i pellegrini che si recano lì nel vostro santuario? Ma, diciamo, il santuario è generalmente piuttosto anomalo, nel senso che la maggior parte sono giovani che vengono, quindi giovani, giovanissimi.
e c'è una grande parte che soffre, ha dei problemi molto gravi e viene, e questo già è paradossale a mio avviso, e viene alla tomba di Carlo ad avere la forza, la possibilità di stare davanti alla realtà quando questa è molto impegnativa, molto dura, molto difficile. Chiaramente molte sono malattie, molte sono persone con disagio, altri vengono proprio per pregare, per avere anche una cura del corpo di Carlo. Ecco. C'è anche un elemento che a mio modo di vedere fa riflettere, che il corpo di Carlo, che è appunto una questione che interpella. Io non ho delle risposte da offrire, però è più una domanda. Come mai questo corpo interpella, suscita domande e attrae? Certo, però pensavo anche a questo, che è morto così giovane per una leucemia fulminante. Gli ultimi giorni della sua vita possono dire molto anche a chi in questo momento sta affrontando una malattia gravissima, una malattia difficile, che ha magari dei risvolti di dolore molto forti, o che, come dire, richiede terapie invalidanti. Ecco, Carlo Acutis ha vissuto anche la malattia in maniera veramente esemplare. Lui diceva: offro queste sofferenze per i peccatori, insomma sempre per gli altri. C'è sempre stata questa offerta della sua vita a 360 gradi per tutti. Lui ha speso la sua vita per gli altri, pur essendo un ragazzino molto spensierato. Era un ragazzino come tanti altri, non era come dire un supereroe o che aveva chissà quali poteri. Era un ragazzino intelligente, molto solare, che aveva una vita tranquillissima, ma che aveva questa grandissima fede, e che riusciva a coinvolgere anche i suoi coetanei, ma anche persone più grandi. Padre Bucolo, è importante questo, anche la sua testimonianza dal punto di vista della malattia. Esatto, io sono pienamente convinto, ma questo non vale solo per Carlo, vale per tutti noi. Il momento della malattia, e chiaramente anche soprattutto il momento della malattia terminale, di cui tu sai che quella malattia a breve ti conduce alla morte, è il momento della verità di noi stessi. Cioè, io non credo che né Carlo, né io, né nessuno può mai improvvisare il momento della morte, no? Ma la morte manifesta, rivela quello che noi siamo veramente. Quindi se Carlo ha vissuto la morte in questo modo, è perché la sua vita è stata la preparazione. Quindi potremmo dire, da come una persona muore, sappiamo chi è lui veramente, come ha vissuto la sua vita. Quindi come viviamo la vita, così moriamo di quella morte. Per questo diventa una grandissima testimonianza di speranza, cioè la morte non toglie la bellezza di noi stessi, non toglie l'originalità di noi stessi, anzi nella morte si manifesta la forza della nostra umanità, della nostra originalità. E io che sono sacerdote, ma penso anche Padre Marco, che nel nostro ministero ci troviamo spesso ad essere accanti a tanta gente sofferente, in realtà noi siamo spettatori dell'opera di Dio. Ci sono dei malati, dei sofferenti che ci mostrano una fede, un amore del Signore che è veramente disarmante. Ma qui mi inserisco io. Molte persone dicono: ma se Dio esiste, perché permette questa sofferenza, soprattutto nei bambini, nei ragazzini? Perché la malattia di bambini che devono affrontare un calvario? Ecco, qual è la risposta? Abbiamo due sacerdoti in studio. Allora, è una domanda lecita, legittima, e non direi a nessuno: no, tu queste domande non devi farti. La domanda è legittima, cui io non ho una risposta, ma neppure ci provo a dare una risposta, perché non credo che darei luce alla persona provata da quel momento. L'unica cosa che io riesco a vedere è la morte in croce di Cristo.
la sua morte su quella croce, in quella modalità, mi dice: su quella mia morte c'è anche la mia morte, la morte di ciascuno di noi, che non risolve il problema. Io penso che il Signore non ci libera dalla morte, ma ci salva nella morte, ci fa sperimentare in quel momento, che rimane sempre un mistero, che si rimane un dolore grande, sperimentiamo la redenzione di Cristo. E molti dicono, la testimonianza, stiamo prendendo a modello Carlo Acutis, un ragazzino, ci dicono che la fede non toglie ovviamente i problemi, non risolve, però aiuta ad affrontarli. È così? Lo chiedo a Padre Bucolo, lo chiedo a Fra Marco Gaballo. Allora, più che affrontarli, aiuta a come viverli, perché io non credo che chi ha la fede cristiana sa risolvere i suoi problemi, perché quasi quasi saremmo dei super uomini, quasi quasi avremmo delle qualità maggiori degli altri. L'unica cosa che possiamo proporre è come vivere le difficoltà che abbiamo tutti. A volte si pensa, poiché sono cristiano, poiché sono devoto di Sant'Agata o Carlo Acutis, il Signore mi toglierà dei problemi. No, a maggior ragione, stranamente, chi è più devoto, chi è più cristiano, sperimenta le difficoltà della vita, ma come le vive si vede una novità straordinaria, che è l'originalità di cui noi stiamo parlando in questa puntata. Quindi vado bene così, la puntata l'abbiamo chiamata proprio così, sulle orme di Carlo Acutis, che diceva: tutti nasciamo originali ma spesso si muore fotocopia, una frase celebre. Fra Marco, cosa possiamo dire in conclusione? Ma in conclusione farei un po' la sintesi di quello che abbiamo detto, cioè, se quello almeno è la mia lettura, quindi può darsi che non è del tutto, insomma, quello che ho provato a capire anche di Carlo, no? Cioè lui, andando all'Eucaristia tutti i giorni della vita, ha evidentemente imparato a vivere in modo eucaristico. Cioè questo a me sembra interessante, cioè non è tanto aver fatto atti di culto numerosi, che sinceramente è molto poco interessante, ma andando spesso all'Eucaristia ha imparato a vivere in modo eucaristico, cioè a interpretare la propria esistenza come un dono. E sempre, se ho capito qualcosa, questo è venuto fuori al momento della morte, cioè dove Carlo ha capito in qualche maniera, intuito che sarebbe vissuto molto poco e che andava bene così, nonostante la durezza di questo, e ha interpretato questo come un'offerta per la Chiesa, per il mondo, per il Papa, per i sacerdoti, cioè ha fatto qualcosa che è molto difficile oggi, che è considerare la propria fine come un qualcosa che può aiutare gli altri, può giovare a qualcuno, cioè la propria vita in modo eucaristico. E questo probabilmente lo avvicina molto a Gesù, alla parte del Getsemani, dove Gesù, dopo la sofferenza, decide anche la richiesta al Padre, no, di passi questo calice, ma poi si consegna vedendo che misteriosamente il Padre tace rispetto alla domanda di un altro calice, di un'altra sorte, di un altro destino. E un po' anche Carlo ha vissuto questa offerta in modo diciamo molto simile a quello di Gesù. Io credo che questo sia un po' il segreto della sua anche fecondità dopo la morte, perché attrae oggi. Forse questa è la strada, ma ripeto, lo dico come possibilità di lettura. E anche con stupore, io direi. Grazie Padre Bucolo, grazie a Padre Gaballo e grazie a chi ci ha seguito fin qui. Alla prossima.